659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Stesso con la chiave in tasca invoco libertà, ma per adesso so che questa cella resterà sprangata a triplice mandata dall'interno. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo. Auto da Fè, puntata numero X perché non si numerano nemmeno. E comunque io saluto, ringrazio, ho il piacere ancora di avere ancora una volta con noi Max Del Papa, collega e amico, giornalista, che ha scritto 2 pezzi dai quali partiremo quest'oggi in questa conversazione, sul mestiere di giornalista, sulla condizione del giornalismo oggi in Italia in particolare, 2 pezzi di riflessione che credo possano essere davvero, intanto nello spirito di questa rubrica Auto da Fè, che si guarda intorno e cerca di capire in che tempi viviamo, al di fuori della stretta cronaca, magari traendo spunto dalla cronaca ma riflettendoci sopra, come ha fatto esattamente Max in questi 2 articoli sul suo blog, il faro di Max Del Papa.altervista.org. Giusto, vero Max? Ho detto correttamente? Perfetto. E naturalmente poi ci dirai tu su quali altre testate ti possiamo leggere, perché mano a mano si restringe il campo qua della possibilità di azione giornalistica libera, ed è uno degli argomenti dei tuoi articoli. Gli articoli sono appunto 2, si intitolano il primo Informazione anno zero, il secondo ancora sull'informazione anno zero, e lo trovate anche con l'effigie di Oronzo Canà, ovvero di Lino Banfi. Poi ci spiegherai il perché di questo paragone. Intanto però io vorrei partire proprio in maniera un po' come dire didattica, pedissequa dall'inizio, perché tu parti nel primo articolo, Max, facendo un'affermazione diciamo così apodittica, che però non è apodittica nel senso che non si spiega, però è una specie di sentenza. L'informazione democratica è sempre stata una favola. Lo è sempre stata? Ti faccio una domanda retorica, ovviamente. Sì, io mi rendo conto che adesso devo dare una spiegazione alla domanda retorica, perché sennò appunto rimane un po' sospesa per aria. No, l'informazione è chiaro che è sempre suscettibile, è sempre funzione del potere, non prendiamoci in giro, tanto più che è una merce. La vendi, e se la vendi c'è qualcuno che la vende, qualcuno che la compra, quindi dipende dai meccanismi di mercato. È logico che la variante qui complicata è quella del potere, cioè insomma la faccenda che non esiste un committente, un potere che ti dica scrivi quello che vuoi anche contro di me. Cioè, senza scomodare tanto Napoleone III, che non comprava mai i giornali, tanto scrivono quello che dico io. Ma in quella frase c'è tutto, prima e dopo. Il problema è che oggi, secondo me, la cosa si è ancora più acuita. Ecco, il punto è che tu scrivi che oggi la pressione si è fatta insostenibile, di stampo sudamericano o africano, hai scritto, e l'informazione è regredita all'anno zero. Nella serenità generale, perché non importa niente a nessuno di questa regressione. E anche questo ha un suo significato. Non importa più niente a nessuno, perché nessuno legge più i giornali, nessuno che dà più credibilità alla TV, all'informazione televisiva. Parlo di informazione, non di intrattenimento o comunicazione, che sono 2 cose diverse, anzi 3 cose diverse. Per questo, perché non c'è più credibilità, o perché ormai, diciamo, lo spirito dei tempi appunto è quello che è questo. Per cui l'informazione, che esista o che non esista, cambia poco. Nella serenità generale possiamo estinguerci. Sì, ma perché per noi che siamo uomini del Novecento, giornalisti del Novecento, informazione, comunicazione, spettacolo sono cose diverse. Invece non abbiamo capito
che ormai non c'è più una diversità, è la stessa cosa, perché l'informazione che dipende dalla pubblicità è degenerata in comunicazione, che è l'esatto contrario. L'informazione sono parole sui fatti, la comunicazione sono miraggi, è pubblicità. Oggi l'informazione è questa roba qui, noi non ce ne siamo resi conto. Se si pensa solo che proprio è di poco fa la notizia della Taylor Swift, che è questa cantante miliardaria di cui nessuno ricorda una canzone, che va a fare il concerto a Londra e ottiene la scorta di Scotland Yard. Cioè questa qui che ha 200 persone intorno che la blindano, ha preteso come manifestazione di potere che la scorta pubblica, la polizia di Stato, la polizia di Scotland Yard, e gliel'hanno data. La gente cosa dice? La gente ride, perché diceva, cioè io trovo questo, ho capito questo, che la commistione tra potere, cioè politica, informazione e spettacolo industriale, tra i vari effetti, ha anche quello di avere totalmente cancellato uno spirito critico. Cioè la gente magari la consuma anche l'informazione e comunicazione, però non più con quel senso critico per cui tutto quello che vede alza le spalle, allarga le braccia e ride. C'è questa risata esorcistica, è la risata della rassegnazione. Ecco, tu scrivi a questo proposito che il giornalismo, lasciamo perdere il discorso di missione, ma non è più nemmeno un mestiere, è diventato semplicemente uno strumento, un mezzo per fare profitto e per il potere, per redditizie occupazioni e per il potere, in qualsiasi forma e contesto. Qui c'è l'innesto e l'incrocio, diciamo, il nutrimento reciproco, malato, tra potere e giornalismo. Mi sembra che sia indiscutibile sotto gli occhi di tutti. Cioè, l'informazione oggi è considerato un trampolino. Ecco, tant'è vero che tu dici, scusami, ma proprio per chiarire a chi ci ascolta, ormai si può solo scrivere che questo è il migliore dei mondi possibili, che tutto funziona, anche se la realtà che abbiamo sotto gli occhi è tutta un'altra roba, no? Perché appena ti azzardi a dire che qualcosa non funziona, arriva la telefonata, anzi lo stormo di telefonate, il ras politico, il boss della società X o Y di cui tu hai parlato, ti fa arrivare il suo messaggio, la sua intimidazione. Insomma, tu scrivi qua l'ideale di questo tipo di giornalismo è il giornalista fallito, quello dell'ufficio stampa, quello che fa propaganda alle aziende pubbliche o private, le quali peraltro hanno la pretesa di scrivere anche i pezzi tuoi, quelli che tu, Max, magari ti azzardi o osi scrivere, no? Io sono partito da una consapevolezza per fare questi pezzi qua, che ovviamente posso mettere solo sul mio blog. Cioè io a un certo punto mi sono reso conto, dopo 35 anni che faccio questa cosa qua, che non posso più farla. Cioè io ho sempre fatto quello che raccontava la vita. Non è un fatto retorico, ma non sono mai entrato nei giri politici, non ho mai raccontato i retroscena politici. Quello che io ho fatto fin dall'inizio, e poi per varie fasi e su vari giornali, era raccontare quello che succede nella vita di tutti i giorni. Non so neanche se sia cronaca, perché la cronaca già ha a che fare con la cronaca nera, con i delitti. Io mi sono reso conto che questa cosa qui non la posso, cioè io non posso più raccontare come si viaggia in un treno, per esempio, o come si sta alle prese con un ufficio postale, o quello che ti pare, per la strada, raccontare le città, raccontare i quartieri, raccontare la criminalità spicciola. Perché non te lo fanno fare? Perché se io racconto qualunque contesto, pubblico o privato, come sto scrivendo, come riassumevi tu, arriva subito la telefonata, la cosa, la pressione africana. Ci sono questi addetti delle aziende, che siano pubbliche o private, che poi coincidono, che arrivano a delle cose per me impensabili, cioè no, guarda, stai fermo, adesso il pezzo te lo riscrivo io. Con quale diritto? Cioè siamo tornati a una situazione di 60 anni fa, a prima che Giorgio Bocca a 40 anni, 42 anni cominciasse a raccontare la vita del boom economico, le sue contraddizioni,
andava a raccontare i segreti della famiglia Pesenti nella bresciana, nella bergamasca, no? Allora lui lì era una cosa che non aveva mai fatto nessuno, perché il potere non si poteva mai raccontare. Però c'erano dei margini, cioè lo chiamava Enrico Mattei a capo del giorno, gli diceva: guarda, tu puoi arrivare da qui a qui, cioè io ti faccio arrivare fin qui, oltre sappi che non puoi, fino a lì puoi arrivare. Questo secondo me è regredito, perché tu non puoi arrivare neanche all'inizio, devi stare zitto, non puoi più dire che c'è un disservizio, c'è anche cose che sono sotto gli occhi di tutti. Io ho avuto giornali dove, per esempio, se io volevo proporre un pezzo dove dicevo, che ne so, faccio un esempio, che nell'azienda delle poste non recapitavano le poste, non recapitavano la posta, cioè no, guarda, non puoi perché a noi questi qua ci sponsorizzano. E questo capita con tutte le aziende. Cioè io mi sono reso conto di una cosa, che il trionfo dell'ideologia liberale capitalistica liberistica, cioè la fine della storia che diceva Fukuyama, sì. È una cazzata totale, cioè è andata a finire nel senso opposto. C'è stata una saldatura di poteri, pubblicità, potere politico e informazione, e lo spettacolo industriale, per cui tu poi hai molta meno libertà di prima, perché tutto poi fa leva sulla pubblicità. Cioè l'azienda di turno, il potentato di turno ti dice una cosa molto semplice: o tu questa roba la fai saltare o io ti tolgo la pubblicità. È questa la leva. Questo lo diceva già Giorgio Bocca 40 anni fa. Adesso la cosa è peggiorata, perché i rubinetti della pubblicità non sono neanche più derivati dal mercato, sono risaliti alla politica. È il potere politico, il potere dei partiti che controlla l'informazione, controlla le aziende private o pubbliche, e queste hanno le manopole dei rubinetti pubblicitari. Quindi si risale sempre lì e tu non hai speranze. Tra l'altro, Max, a proposito di pubblicità, tu giù fai una notazione secondo me molto azzeccata. Il fatto è che l'informazione, tu scrivi, è per il 99% fatta di pubblicità, ma non è più semplicemente solo il rapporto tra la pubblicità dell'impresa X o Y, pubblica o privata che sia, ma la questione pubblicitaria comprende in sé anche la propaganda politica, ovvero la propaganda di regime. È pubblicità condizionante anche quella. Discorso che tu facevi prima, non posso scrivere che un treno arriva in ritardo, che la posta non funziona. No, assolutamente no. Ma non perché la testata sia di proprietà delle poste o delle ferrovie, ma perché il potere politico, diciamo, è diventato condizionante come la pubblicità. E la propaganda, diciamo, è la stessa forma, diciamo, di propaganda della pubblicità, ma politica, di regime. Sì, perché l'interlocutore di turno, anche quando non possiede la testata, ma spesso la possiede, è un discorso molto semplice, ti dice: o ti tolgo la pubblicità, cioè ti tolgo la sponsorizzazione, perché queste aziende dello Stato, del parastato, sponsorizzano tutti, quindi li tengono per le palle, oppure peggio ancora non ti faccio arrivare i finanziamenti pubblici. E quindi in questo senso nessuna testata può più reggersi sull'autonomia del pubblico, vendono niente, tirano avanti tutti, chi più chi meno, coi soldi pubblici, coi soldi della pubblicità. Se gli togli quelli, quindi, e questi qua ti dicono: no, guarda, ti faccio io il redazionale, ti porto io l'intervista già confezionata, falsa intervista, e uno che si azzarda bisogna dargli la testa sul vassoio. Per quello che dico, io non posso più raccontare la vita, quello che vivo. Se io racconto di essere trattato male da un galoppino di una qualunque azienda, ma anche privata, parte subito no, tu questo non lo devi dire, e non te lo fanno dire. Ecco, tu scrivi anche, ti chiedo di spiegare meglio cosa intendi dire, che si fa sempre più forte in questo quadro, in chi non si adegua, il sospetto di funzionare da utile idiota. In che senso? Sì, perché tu pensi di fare un mestiere, pensi di denunciare delle cose, pensi di raccontare anche l'ovvio, cioè lo sfascio che sta sotto gli occhi di tutti. Invece ti ritrovi come un imbecille,
uno che ci crede ma non ha capito dove vive, come vive, e magari fa anche da foglia di fico, cioè va lui a prendersi le cornate contro il muro. Quindi la testata di turno magari ti usa anche, ti dice vedi, noi abbiamo anche chi va contro questa situazione, poi in realtà fai l'utile idiota. Cioè io denuncio una situazione, mi sento dire no, guarda, questo non si può dire, e ti tirano fuori tutti degli strani discorsi di geopolitica, perché dietro c'è il politico tale che sta mediando a un livello strategico, a un livello internazionale. Allora tu dici, ecco perché l'immagine di Oronzo Canà, che col presidente della Longobarda, lui pensa di allenare, e il presidente della Longobarda dice no, non hai capito, noi dobbiamo andare in B, e gli fa tutti dei discorsi, 3/5 di Zico, gli 4/6 di Maradona, no? Tutte cose campate per aria perché sono tutte pretestuose. Quello ci crede però, e alla fine non si orienta più. Cioè, o tu impari a stare al mondo fin da piccolo, oppure sei veramente un idiota. E io mi riconosco in questa categoria. Ecco, e poi tu scrivi un'altra cosa molto stimolante e interessante per la nostra riflessione, che alla fine è più, permettimi di dire esagero, non è corretto l'aggettivo, però è più onesto Putin che i giornalisti che gli stanno sulle scatole li fa fuori, no? Perché qua si sognano tutti di essere nei panni di Putin. Gli piacerebbe tanto nel nostro mondo occidentale essere come Putin, o no? Ah, sì, no, non c'è dubbio, quella lì è. Infatti, a parte che molti sono propagandisti proprio, anche lì, cioè qui c'è un altro problema molto grosso, cioè, nessuno si sogna di contestare il livello ne stiamo parlando, di sudditanza e di perdita di libertà residua dell'informazione occidentale. Nessuno se lo sogna. È l'embedizzazione, no, che è seguita dopo alle Torri Gemelle, cioè la teoria per cui tu giornalista devi fare gli interessi del paese, quindi devi anche mentire all'occorrenza. Diciamo, faccio una piccola parentesi, non per interromperti, ma perché il termine la dice lunga, no? Embedded significa uno che va nel letto del potente, sostanzialmente. Sì, esatto, proprio questo. Che va a letto questo è stato autorizzato. Questo è stato autorizzato. Già ai tempi della guerra del Golfo c'erano delle conferenze stampa in America e in Inghilterra che erano grottesche, i giornalisti chiamati per nome, la familiarità eccessiva. Come fa uno che va a seguito delle truppe poi a raccontare le porcherie o le azioni di guerra sporca? Non lo fa, si autocensura. Tutto questo è verissimo, però non può arrivare al punto da legittimare poi i dittatori conclamati che ai dissidenti, agli oppositori, ai giornalisti li fanno fuori così, a mazzi, o li fanno pestare, o li fanno sparire, o gli danno il tè al polonio. E ci sono tanti, invece, tra di noi, lo sai, ci sono tanti che la teorizzano questa cosa, poi la mettono nel cielo delle alleanze, delle necessità, delle opportunità, però la verità è che si è fatto strada. Nel tempo della fine della storia, ti ricordi, per cui l'economia di mercato avrebbe lasciato libertà di testimoniare, di verità, c'è stato un restringimento. Avremmo globalizzato i diritti e tutto il contrario. E adesso c'è una sensibilità che è opposta nel potere. Cioè, non si rendono neanche. Io spesso parlo con della gente che non si rende neanche conto di pretendere una censura. Credono di essere nel giusto, credono che l'informazione sia un discorso di totale opportunismo e anche servilismo. No, guarda, bisogna far così perché noi facciamo parte di questo. No, non è che ne facciamo parte, io non faccio parte, io devo raccontare quello che vedo. Non è più possibile. La critica al potere sopravvive soltanto nel momento in cui tu fai parte di una parrocchia o di un gregge politico-editoriale che in quel momento non governa. Allora tu puoi fare una critica al potere, ma non fai la critica al potere, fai la critica a chi comanda in quel momento, casomai. E per fini, diciamo, non certamente di miglioramento della situazione generale o di denuncia vera. No? La denuncia dei mali del potere non la fa più nessuno. No, tu attacchi c'è licenza di killeraggio. Tu killeri o attacchi qualcuno nel momento in cui non è il tuo padrone che governa. Ma no? sei un sicario a pagamento, con una riserva per di più, cioè sparagli nei coglioni ma fino a un certo punto, perché il nemico di oggi poi ti diventa l'alleato di domani, quindi un po' perché ti viene detto, un po' perché i giornalisti hanno imparato questo gioco, per cui insomma cerchiamo anche di stare attenti. Anche perché chi controlla l'informazione è trasversale.
Cioè i padroni dell'informazione sono trasversali, stanno in Parlamento, ecco, fondano i partiti, cioè è cominciato tutto con Berlusconi, il quale da proprietario dell'informazione privata ha messo le mani anche su quella pubblica e poi c'è stato normalizzato, cioè c'è stato detto che, perché lui diceva per me garantisco io, ma cazzo, è andato bene a tutti alla fine. La sinistra non ha mai cercato, anche perché lui era potente, non ha mai cercato di danneggiarlo davvero, cercava di tenerlo un po' sotto scacco, sotto ricatto, però sapeva, la sinistra aveva anche lei totalmente bisogno dell'informazione di Berlusconi. Esatto, stavo considerando, Max, ti sottopongo questa ipotesi. Andava bene a tutti perché in fondo lui ha indicato una via che era utile anche a chi sarebbe venuto dopo di lui, cioè la sinistra, o quel che rimane della sinistra. Insomma. Ma la sinistra stessa il metodo era funzionale, cioè abbiamo sdoganato il fatto che possiamo legittimamente mettere le nostre mani su tutto. Sì, e non solo, lui lo ha fatto in una maniera plateale, totalmente spregiudicata, ma non ha fatto altro che portare, se vuoi, a un livello successivo il controllo che c'era già, perché la sinistra magari non aveva il controllo proprietario, però aveva il controllo culturale, aveva il controllo politico della gran parte della cultura, della gran parte dell'informazione, quindi era una situazione per cui nessuno poteva tirare la pietra, perché loro dicevano Berlusconi è un satrapo, controlla l'informazione privata, quella pubblica e fa politica, però lui diceva signori, voi è dal dopoguerra che controllate tutto il giro editoriale della cultura, dell'università, dei giornali, delle televisioni, quindi a me fate la morale. Era un discorso pregiudicato fin dall'inizio che in un certo senso poi lui è stato un precursore, perché questa roba adesso è dappertutto, cioè al mondo anche i media democratici, gli editori democratici, in realtà sono tutti ben dentro la politica ed è per quello che alla fine hanno una sensibilità putiniana o cinese. Prendiamo solamente i social, cioè questi qua, Zuckerberg, quelli di Facebook, di Meta, no? Che dicono noi abbiamo mentito sistematicamente per anni, censurando le notizie vere sul Covid e diffondendo le notizie false, perché ce l'aveva chiesto l'amministrazione americana, Biden, la Kamala Harris, lo dicono e se ne vantano. E oggi i social, cioè Facebook che raggiunge 2 miliardi di persone, ma quale testata ti fa 2 miliardi di persone? Non fanno neanche 200.000 persone, quindi immagina il tipo di impatto. Facebook ha ammesso e teorizzato la censura in funzione politica. Allora io mi chiedo, Zuckerberg non è forse un attore politico, oltre che un industriale privato della comunicazione e del sapere, non è forse un attore politico? Cioè lì non ha senso dire io sono stato costretto dal governo degli Stati Uniti, perché lì agivano di conserva. Il governo gli chiedeva gentilmente e Zuckerberg rispondeva gentilmente perché otteneva ulteriore potere in forma di tasse, di agevolazioni, di libertà dalle leggi, perché poi c'è un'altra cosa. Sì. Questo ultra super post-liberismo in realtà sì, negli affari è insuscettibile di leggi, di regole, di tutto. Poi in realtà le stesse leggi delle quali è insuscettibile le impone ai cittadini plebe dei vari stati. Quindi c'è una sorta di capitalismo dirigista di stampo cinese, molto moralistico, per cui quello che io non tollero lo impongo a te. E in questo l'informazione ne risente drammaticamente, perché viene teorizzato proprio un'obbedienza totale. Max, secondo te vale quella considerazione che si faceva un po' dopo rispetto all'epoca della fine della storia, no? Quindi della globalizzazione delle libertà, quando si pensava che il futuro sarebbe stato meravigliosamente libero, si moltiplicavano le libertà e le possibilità. Non è andata così. Ma per l'informazione vale, diciamo, secondo te il ragionamento che si faceva subito dopo che sì, è vero, magari la stampa è in crisi, l'informazione tradizionale è in crisi, i monopoli aumentano di fatto, il controllo politico, tutto il re, però abbiamo lo spazio di libertà sui social. La verità e la libertà si possono coltivare su X, su Twitter, su Facebook, sui social. È vero secondo te questo o è un'altra bufala enorme? Certo. Guarda, ti rispondo con un dettaglio, con un aneddoto, ma minimissimo perché mi riguarda.
Io ieri ho fatto un pezzo dove prendevo in giro la chat, sai, la chat dei progressisti, di Giannini, quello di Repubblica, La Stampa, non lo so, Sì, quelli degli Antifa, no? Che hanno cominciato a scannarsi tra loro sulla Palestina. sì. Cioè, è un birignao di narcisismo, di piccolo potere, proprio fatto da giornalisti. Immediatamente Facebook me l'ha bloccato. Ah, Non bisognava andare a toccare questi qua. perché hai toccato Evidentemente lor signori. c'era, sì, si parlava di Giannini, della Rula Gebreal, di Parenzo, evidentemente qualcuno ha chiamato Mentana, ha chiamato i fact checker, ha chiamato non lo so chi, e dopo 2 ore il mio pezzo era sparito. Ecco, Quella tra è l'altro, libertà. è normale che i fact checker siano gente come Open e Mentana? No, per me non è normale, per me è una cosa totalmente fuori dalla regola. Cioè, È diciamolo, una cosa che, fact checker significa quelli che controllano che le informazioni siano giuste, sì, corrette, i tutori, diciamo, della verità online. Sono quelli di Open, per esempio, che sono riconducibili a Mentana. Mi sembra un cortocircuito totale a me questo. questi qua si vantano di essere poi a servizio di Facebook, perché lavorano per Facebook, l'hanno scritto, l'hanno detto, si vantano di andare alle convention pagate o comunque organizzate da Soros. Qual è verità? Non è solo un fatto che voi non Allora, avete titolo per la verità, questi mentono. libertà e verità non stanno di casa lì nei meravigliosi social media. Ma tu sai che la rivoluzione iraniana, se noi siamo ancora qua a vedere le iraniane che vengono ammazzate, nella quiescenza poi di molto Occidente, diciamola anche come. Cioè, tu ti ricordi ai tempi delle rivoluzioni verdi, quelle promosse da Obama, si era fatta strada l'idea, l'illusione che i movimenti protestatari iraniani, dei giovani iraniani, potessero coordinarsi su Twitter. Il risultato è stato che ti il promettono regime degli trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Là controllava Twitter e quindi era sempre in grado di anticipare le mosse di questi qua. Appena questi si trovavano, si concentravano in un posto o nell'altro, arrivavano le guardie, li legnavano e li portavano via. Cioè i social non sono mai stati un veicolo di libertà. La libertà apparente per poter dire le 4 cazzate di sfondo goliardico, pornografico. Questo Ma appena tu entri. No, prego Max. No, dico, appena tu entri nel gioco duro delle opinioni politiche, prova per esempio a sindacare il vaccino. Cazzo, ma Twitter, quando c'era Dorsi, quello di prima, si è vantata di avere censurato 600 milioni di tweet. Ogni volta che uno diceva il vaccino fa male, lo bloccavano. Cioè, dov'è stata la libertà? Era tutto il contrario. Infatti, serviva a rafforzare le politiche di regime. E Elon Musk, secondo te, è un difensore della libertà, compresa quella di espressione? Fino a che non tocca a lui, sì. Cioè, alla fine sono tutti uguali questi qua. Fino a che non tocca a noi. Ma io vorrei, non lo faccio, però se io cominciassi a scrivere su X che Musk si scaglia contro l'auto elettrica che praticamente ha inventato lui su scala industriale. Ogni tanto dice che vuole andare su per i cieli, su Marte, e poi scoppia un missile, scoppia una navicella. Se io cominciassi a dire che questo qua a me sembra un matto, magari anche geniale, però dico, se comincio a fare delle critiche a lui voglio vedere quanto duro. No. Cioè questi qua hanno una sensibilità, pensano al soldo. Allora, in questo quadro tu scrivi, facevo prima riferimento alla differenza fra informazione, comunicazione e spettacolo, no? Sì. Tu scrivi a un certo punto della tua riflessione che in questo quadro dove contano sempre più i poteri veri poi alla fine, no? E in questo senso non credo che la politica sia il potere che conta veramente, è un'incarnazione del potere che conta, è uno strumento del potere che conta. In questo quadro tu dici di finanza globalizzata e tecnologizzata, l'informazione prima è stata comperata, dopodiché è stata tramutata in un'altra cosa, cioè in comunicazione. E la comunicazione significa alla fine spettacolo, cioè non più parole ma immagini, non più contenuto ma cose evocative, cose diciamo che sollecitano
i sentimenti più superficiali, i miraggi in luogo della realtà, il gossip al posto dell'inchiesta, e questo mi sembra che sia veramente sotto gli occhi di tutti, no? Perché tutto ciò poi va a beneficio del profitto, dell'utile. E torniamo lì, torniamo all'origine. Dove si spreme l'utile allora in questa macchina, non più dell'informazione, ma della comunicazione barra spettacolo, barra gossip? Nel gossip, nella pruderie. Ci sono dei tenutari di programmi scandalistici in televisione che contano più dei direttori di rete, contano più dei direttori di testata e anche dei direttori di programmi di informazione. Perché? Perché è tutto in funzione della pubblicità che gli fanno avere al padrone. Ci sono dei presentatori, dei tenutari di programmi di pettegolezzo che possono decidere loro chi sta o chi non sta in televisione, perché loro hanno il giro grosso della pubblicità e lo fanno con queste robe qua. Lo fanno col peggio, con la spazzatura, con la morbosità, con la pornografia, che poi detta anche le regole estetiche. Se tu pensi che già adesso siamo arrivati, abbiamo già il passaggio successivo da ho scannato la famiglia, non so perché l'ho fatto, a ho scannato la famiglia o l'amico o quello che incontravo per strada, prima voglio andare in televisione. Cioè abbiamo già avuto il primo esempio di assassino confesso non al magistrato, non ai poliziotti, ma a un programma del pomeriggio. Allora io mi chiedo, l'informazione deve fare questo? È informazione questa? No, questa è evocazione. Si torna sempre lì, non c'è nessun margine di libertà su questo. Allora, in questi due articoli che, lo ripeto, trovate sul blog di Max Del Papa, il faro di maxdelpapa.altervista.org, lo cito perché così chi ci ascolta poi va a leggersi in dettaglio. Sono due articoli brevi, sono due articoli e poi soprattutto anche sostenerlo il blog, perché questo è veramente uno spazio di libertà. Beh sì, perché qui tra le varie libertà di internet c'è quella di io, allora è gratis, e allora se tu me lo dai gratis io che ti pago a fare? Certo. Se io lo metto invece a blocco in abbonamento si iscrivono in 10. Per cui non è vero che su internet dove li fai i soldi? Ancora una volta. Li fai come ti ricordi quelli delle sfide estreme? Quelli che hanno trucidato a Casalpalocco una madre e un bambino di 5 anni. Questi hanno fatto i milioni perché facevano delle cose criminali e arrivavano i soldi. Sì. Ecco un'altra smentita al fatto che internet avrebbe consentito la libera informazione. No, ha consentito il libero crimine. E anzi lo ha monetizzato, e come? Lo ha reso profittevole, molto profittevole. Sì. A proposito, appunto, ricordo anche i tuoi libri. Anche i libri che hai scritto sono da comprare, autoprodotti tutti. Autoprodotti. L'ultimo è Per il tempo che resta, vaccinare i sani e reprimere i liberi, l'emergenza perenne, no? Sì. Dopo Eurostyle, che diciamo è più che mai attuale, 30 anni di mascalzonate contro il paese più bello del mondo, e ti vaccini, ti ammali, muori. Storie di asfaltati dal regime. Ne ho citati solo 3, però sono gli ultimi, credo, no? Max, stavo considerando un'altra cosa, perché i due articoli di cui consigliamo la lettura a chi ci sta seguendo adesso, che compaiono sul tuo blog, appunto, lo ripeto, Il faro di Max Del Papa, lo trovate facilmente anche con questa ricerca, sono brevi ma sono pieni di spunti. Un altro spunto che mi ha colpito è quello relativo al fatto che tu noti una cosa che ho notato anch'io, lo sto notando parlando con colleghi anche più giovani, specialmente quelli più giovani, devo dire. Quando io ho iniziato l'università, ho cominciato a fare questo mestiere, eccetera, mi ricordo che c'era comunque, magari mal riposta, magari un po' ingenua, ma c'era la sensazione di star facendo qualcosa che poteva essere di utilità sociale, un mestiere di una certa utilità sociale, no? Perché fare il giornalista voleva dire sollevare problemi, cercare di raccontare la realtà. Tutto questo, diciamo, ai fini di migliorarla questa realtà, contribuire a fare qualcosa di buono, anche semplicemente informare vuol dire dare uno strumento in più a chi ti legge, a chi ti segue, a chi ti ascolta, no? Quindi ha una funzione di utilità sociale questo mestiere in sé, ce l'aveva, o forse ce l'aveva nelle nostre teste che pensavamo di star iniziando a fare una carriera di quel tipo lì.
La differenza fondamentale con tanti giovani colleghi con cui magari mi è capitato di parlare oggi è che questa cosa qui non esiste più e tu lo noti in maniera molto chiara. Oggi siamo in un'attitudine di servilismo mai vista prima, perché Sì, molto spesso, diciamo, servire il padrone in maniera morbosa, sottomessa, è, diciamo, il top per questi giovani sì, c'è giornalisti. questa libidine, no? Sì, Che esatto. io sono più arlecchino di te. Sì, sono più schiavo e più servo. E se Sì, tu sì. ti permetti, diciamo, di criticare quello che io ambisco a servire, sei tu che sei malato, che sei fuori posto, no? Se tu dici a uno, io credo nell'informazione, cioè non esiste neanche più la, la mitologia, moralistica, no? Informazione come tutela della democrazia. Se tu provi a dire una roba così a chiunque, Ma ti prende per che scemo. sia di... Sì, no, ti dicono da destra a sinistra, ti dicono pensa a fare i soldi, Sì, appunto. pensa a fare i soldi e poi vengono tutti embeddizzati perché vanno a finire in politica. Cioè, tu, l'ultima è l'annunziata, no? Adesso si parla di Scurati, si parla di Saviano. Cioè, questi qua fanno i provocatori e poi sanno che vanno al Parlamento europeo. Allora io mi chiedo, un giornalista che comincia fin da ragazzino con quell'obiettivo lì, come fa a credere in qualche cosa di visionario finché vuoi, ma dannazione ci crede? Io ho cominciato 35 anni fa e non lo dico per la mitologia che sarei patetico, No, ma però io certo. non riesco a capire come io a 30 anni, vivendo e lavorando in un quartiere a rischio qua nelle Marche, mi trovavo di fronte le pistole dei camorristi sotto il naso. Oggi non posso scrivere un pezzo di ordinario sfascio perché dovrei rispondere appunto. al galoppino di un'azienda che mi dice te lo riscrivo io. Allora qualcosa è andato storto. E se ti rifiuti ti tolgo la pubblicità. Sì, se ti rifiuti, allora la testata ti tolga la pubblicità e tu ti togli dalle balle perché ti chiedono la testa sul vassoio, Ma è proprio quello il discorso. Allora, come il Battista. tu ti sei visto puntare in faccia le pistole dei mafiosi, Sì, no? sì. E adesso non puoi scrivere che non funziona Non il posso, treno. non posso scrivere che non va un treno, che non va uno sportello, ma guardate che questo non è un fatto narcisistico, cioè No, ma infatti sgombriamo il campo allora, dall'egotismo. ecco, cioè Bocca diceva 40 anni fa non si fa più inchiesta e va bene. Oggi non si fa neanche più la cronaca spicciola. Io non posso raccontare quello che succede in un'autostrada, in un treno, a uno sportello. Tutto questo ha delle ripercussioni gigantesche perché non si legge più una parola su tutto quello che poi ci porta alla rovina. Faccio solo un esempio, due. Hanno rotto le balle, tutti, praticamente tutta l'informazione embeddizzata, pubblicizzata, in funzione del potere politico che a sua volta è un tramite della grande finanza. Per 25 anni, 30 anni abbiamo sentito dire la macchina elettrica ci vuole perché è l'unica cosa che ci salva, eccetera, no, il pianeta. Di colpo scopriamo tutti che la macchina elettrica non salva, non ha senso, non conviene, avvelena e rovina. Abbiamo perso 30 anni, adesso i miliardi buttati, i milioni di lavoratori che vengono fatti fuori da questa follia che non si poteva denunciare, chi li contabilizza? Chi li calcola? Dove era l'informazione? Ma cazzo, com'è possibile che mi dicono per 30 anni che certe energie sono il futuro, sono il presente, sono il poi dalla sera alla mattina, siccome il mercato non le assorbe, ti spiegano che no, non convengono, erano tossiche, erano in perdita, ma non potevate dirmelo prima? In realtà si sa, ma non te lo fanno dire. Prendi un esempio molto più terra-terra di questi giorni. Allora, noi abbiamo scoperto una cosa enorme, lo sapevamo, ma insomma, Milano, a partire da San Siro a cerchi concentrici, è di fatto controllata dalle mafie, da Curva, da Stadio. In queste mafie entra dentro la criminalità normale che viene utilizzata come manovalanza e entrano tutti questi rapper, trapper che ci fanno gli affari, che si chiamano al telefono, che usano questi mafiosi per le loro disfide personali. Sì. No?
abbiamo scoperto questa cosa. È venuto fuori un quadro angosciante. Addirittura c'è un rapporto di l'altro ieri dell'antimafia che dice: a Milano regge una pace sociale tra varie forme mafiose che hanno capito che devono collaborare, quindi non ce n'è nessuna. Possono capitare che due cosche diverse si scannano come a Trezzano, ma sono casi isolati. Ne vogliamo parlare? L'informazione che sapeva tutto da 25 anni a Milano, lo sapevo io che non ci vivo, figurati, tutti zitti. Poi per quella settimana lì hanno raccontato anche i peli del culo di quelli, di quell'altro, le chat, Fedez, Mischilla, mica chi. Poi è sparito tutto. Tutto sparito. Non se ne è parlato più. Non perché? Perché entrano gli uffici stampa dei rapper, dei trapper, delle società di calcio. Ma scusate, c'erano dei dirigenti, degli allenatori che si sentivano al telefono con dei capi mafia e hanno avuto il coraggio di dire come Inzaghi: no, ma non è che mi ricattavano, mi chiedevano delle cose, mi davano dei consigli. Come mi chiedevano delle cose? Facciamo Vito Corleone, che ti fa una proposta che non puoi rifiutare. È una cosa enorme, è passata in cavalleria, si è fatto un po' di polverone qualche giorno e poi è tornato tutto come prima. Che facciamo? Che diciamo qua? Quindi non poter raccontare poi scatena delle cose immani. E in tutto questo, diciamo, chi ha i soldi, chi ha il potere finanziario, chi ha la responsabilità politico-decisionale non ha mai colpe, no? Perché non è mai colpa di nessuno. Non è colpa del potere, è sempre colpa nostra alla fine, no? È colpa del cittadino, dell'utente, del cretino qualunque, della plebe, come tu scrivi. Siamo nella condizione in cui che cantavano Dario Fo e Enzo Iannacci, no? Il nostro piangere fa male al re, fa male al re, a Cardinale. Sì. Cioè, se io racconto, oltretutto tu noti giustamente, il re poi è anche uno vendicativo, perché se tu lo fai piangere, quello si vendica. Sì, perché non c'è più neanche una sensibilità residua, cioè il fatto del rispetto dell'informazione, quantomeno da qui a qui, come diceva Mattei a Giorgio non esiste più. Cioè tu fai quello che dico io, se tu ti concedi lo sgarro, io ti seguo, ti faccio fuori, perché il mio concetto di democrazia coincide con quello di Putin, c'è poco da fare, anche in Occidente, per cui poi sono molti quelli che dicono vabbè allora mi tengo quello là. Non c'è una sensibilità democratica, non prendiamoci in giro. Quindi se succede crolla il ponte crolla il Morandi, sai di chi è la colpa? Di quelli che ci passavano sopra. Certo, facevano peso. Tu hai sentito una parola sulle responsabilità? Si fanno tutto un grandissimo casino di perizie, di controperizie, di cavilli, di cose che nessuno capisce più niente. Alla fine quello che resta, quello che ha senso è, vabbè, cazzi di quelli là che sono passati proprio in quel momento. Cioè, com'è possibile che sul traffico, la viabilità autostradale, ferroviaria, marittima, quello che vuoi, ci sia un disastro all'ora, al giorno, e non è mai colpa di nessuno. Perché, insomma, non bisogna piangere che dopo il cardinale o il cardinale legato o il re o il ricco dopo ci rimangono male, no? Ecco, questa me la chiami informazione. In questo quadro perfino i compagni, perché tu ce l'hai con uno di loro, no? Il compagno Rizzo, perfino i compagni fanno parte della commedia. Il compagno Marco Rizzo, sto parlando dell'ultimo dei comunisti rimasti, secondo lui. Il compagno Marco Rizzo è uno anche simpatico, è una persona civile, però lui dice tranquillamente, vabbè, se la democrazia è questa, mi tengo Putin, mi tengo Stalin, che sono discorsi che... No, ecco, il compagno Rizzo è molto gettonato, e qui si apre un altro problema. È molto gettonato da quelli che ce l'hanno con l'Occidente a tutti i costi. Allora dicono, va bene sempre quelli dall'altra parte. A me sembra una cosa anche quella abbastanza assurda. Cioè, quelli che ce l'hanno con l'Occidente... Hai scritto una frase velenosa sul compagno Rizzo, Marco Rizzo, molto popolare tra i media anticapitalisti che tirano avanti con la pubblicità capitalista. Sì, non ho nient'altro da aggiungere. No, cioè... È così. È così. Cioè, lì c'è il discorso della controinformazione, che non esiste. La controinformazione era falsa già ai tempi di Pio Baldelli. Cosa vuol dire controinformazione? Controinformazione vuol dire di no a tutto. Ora, francamente, noi siamo qua che discutiamo,
delle storture, dei guasti, delle ipocrisie del sistema capitalistico, e va benissimo. Però un conto è la critica, un conto è la critica anche aspra, l'altro è usare questi guasti per legittimare dei guasti che sono uguali se non peggiori. Questo è un discorso che io non accetto, così come non posso accettare il discorso di quelli che dicono io non mi fido dell'informazione e va bene, io non mi fido io dico di no a tutto, io sono contro tutto. Sì, però me lo dici usando i telefoni, usando i computer, usando gli stessi feticci che pretendi di criticare. Li usi, quindi di fatto incrementi quel sistema lì. Cioè, a dire io sono no a tutto vuol dire anche essere no contro tutto quello di un sistema che comunque ha assicurato una crescita sociale, civile, sanitaria, che negli ultimi 200 anni è andata più svelta che negli ultimi 20.000. Diciamo, e te lo dice uno che si è avvelenato con i vaccini, Però dire di no a tutto, buttare via tutto, questa critica estetica per cui di stampo da centro sociale, per cui io sono contro tutto, io non la sopporto perché è falsa, è idiota. Beh, poi alla fine diventi anche tu un personaggio del teatrino dei pupi, no? Sì, cosa vuol dire controinformazione? Vuol dire io sono contro tutta l'informazione capitalistica occidentale, va bene, ma al prezzo di essere a favore dell'informazione dei dittatori, dei tiranni, che poi in realtà sono globalizzati anche loro e quindi si muovono, procedono secondo le stesse logiche finanziarie, secondo le stesse alleanze, secondo le stesse metodologie. Cioè, io ho conosciuto, quando andavo a denunciare il vaccino che a me mi ha avvelenato, incontro tanta gente che mi dice io sono Novax, però mi sono pentito, io non sono mai stato Novax, se no non mi vaccinavo, sono rimasto fregato, però tanta gente incontro che mi dice io ero contro perché avevo trovato un contesto, una nicchia e speravo di farmi candidare con questi qua. Speravo di fare carriera con questi qua, però questi alla fine hanno fatto il loro piccolo potere e non mi hanno più calcolato e allora sono dei figli di puttana. Complimenti. Guarda, c'è un Cioè, nostro la controinformazione è questa. C'è un nostro collega di cui non faccio il nome che mi viene in mente mentre tu parlavi, che aveva cercato di farsi eleggere in quel modo, non ci è riuscito, è ritornato all'ovile dei padroni tranquillamente. No? Sì, e ogni tanto mi frega anche gli articoli. Non diciamo chi è, naturalmente. Ce ne sono parecchi. Cioè, hai capito? Alla fine anche questa protesta estetica, siamo no a tutto, ma non è vero che siete no a tutto, siete degli idioti, perché, ripeto, la critica va fatta. Però il rifiuto totale non ha senso ed è falso. Oh, io queste cose a me non mi ingannano, ma tu dove sei nato? Sei nato scienziato, sei nato al bar tu. No, mi scrivono tu sei un venduto perché ti sei fatto il vaccino. Io non cedo, io sono contro tutto e me lo scrivono usando un telefono della Samsung o della Coso, cioè usano gli stessi strumenti, gli stessi feticci e vanno al concerto di Taylor Swift. Max, cerchiamo di stare nel limite di un'ora della nostra conversazione, che sembra tantissimo, ma è già passata quasi un'ora da quando abbiamo iniziato a parlare. Ma perché? Perché hai affrontato in poche righe, in 2 articoli, neanche tanto lunghi, lo ripeto, una quantità di temi interessantissimi dal mio punto di vista. Tanto è vero che siamo qua ancora a parlare. Allora tu a un certo punto dici, vabbè, davanti a questo quadro uno pensa, ma questi sono tutti a libro paga, no? Impossibile che ci siano livelli di fanatismo di questo genere come li vediamo se non è uno pagato. Il problema però tu noti con un apparente paradosso che i fanatici in realtà sono fanatici a contratto, sono dei furboni che hanno imparato a stare al mondo. Come no. Guarda, se accendi la televisione ne trovi a valanghe e anche sulla carta stampata ormai, perché anche sulla carta stampata tu devi sempre, diciamo, mostrarti fanatico, no? Devi sempre omaggiare il potente di riferimento. Sì, c'è un fanatismo che maschera sempre il servilismo. Poi questi cambiano padroni di continuo, no? Ma io, scusate, ma siamo qua che parliamo da un'ora della fine dell'informazione nei regimi cosiddetti democratici. Non voglio fare le virgolette con le dita perché mi sembra di essere un topo. Mi dà fastidio,
Mi dà un Mi dà fastidio. Ecco, e allora Esatto. però allora siamo qua, lo denunciamo, è il nostro mondo, lo denunciamo. Però tra denunciarlo e rifiutarlo in blocco cioè quelli che dicono prendi Putin, cioè loro vedono tutte le censure dell'Occidente, benissimo. Quelle dei cinesi o dei russi non le vedono mai. Quelli che spariscono, quelli ammazzati, no, ma è stato provocato. No, ma questa è propaganda. Scusate, la propaganda va solo da una parte? La propaganda funziona sempre solo in maniera univoca? Lo sappiamo benissimo che c'è un sacco di gente che con la scusa della controinformazione si fa i suoi affari, si fa le sue carriere, si fa il suo piccolo personaggio. A me questo non piace perché è il rovescio di una medaglia che c'è solo rovesci. Ecco, Max, Dopo due appunto cose. ci sono quelli che dicevi tu contro tutto, poi dopo non vieni eletto, non ce la fai e torni nel sistema che dicevi. Io conosco gente che sono 30 anni che vuole infilarsi perennemente nel sistema che dice di combattere. Sì, Vabbè, dai. Eh, Facciamo tutti l'aria Salis. Due notazioni rapide. Allora, tu avrai visto qualche settimana fa, 10 giorni fa, 2 settimane, che poco più, che i giornalisti di Repubblica hanno scioperato perché il padrone, Agnelli Elkann, ha utilizzato il giornale per farsi gli affari suoi in maniera smaccata, Vedi un oltre po'. ogni limite, no? Praticamente, diciamo, mascherando le inserzioni, quindi il profitto e il business, i soldi da articoli, utilizzando i suoi giornalisti come merce di profitto pura, proprio schiettamente e bassamente. E questo e quindi Repubblica vuol dire Agnelli Elkann e non c'è bisogno di spendere Vuol dire ulteriori. auto elettrica, vuol Certo. dire fallimento che non viene detto, vuol dire Sì. tutte queste cose qua. Andiamo dall'altra parte, tu dici e scrivi, ma non c'è niente, nessuno dice niente neanche su un'altra questione. La Presidente del Consiglio va alla festa del giornale Il Tempo, posseduto dal deputato leghista Angelucci, che è RAS della sanità privata e proprietario dei giornali di destra, quindi stiamo andando nell'altro campo, no? Quindi il senso di questa cosa, tu dici, è molto chiaro. Meloni dice: se attaccate me, attaccate questo qui che vi paga, cari giornalisti, e quindi vi suicidate, state attenti. È un messaggio, diciamo, non dico intimidatorio, ma insomma nella sostanza lo è. E l'industriale, il RAS della sanità, dice: se attaccate me, attenzione, perché state attaccando il Presidente del Consiglio, che ve la può far pagare in tanti modi. Esatto. E come ne usciamo da sta roba qua? Non ne usciamo, No, ovviamente, no? non se ne esce, perché poi noi Perché adesso alla fine abbiamo tu scrivi, citato, giustamente, non si capisce più chi protegge chi. si proteggono a vicenda, è un sistema, cioè qui vorrei che fosse chiaro, non è che si parla di Angelucci o di Elkann ad personam, è No, come il sistema. struttura, come struttura. Cioè, Facciamo se un'operazione. tu dici che De Benedetti è stato appena sanzionato da Giorgetti per 6 milioni e mezzo di euro per debiti pregressi così, questo ti querela subito. Non gli importa che una cosa sia vera e certificata, ti querela, cioè ti intimidisce. De Benedetti è un industriale, ma è anche il proprietario della tessera numero 1 del Partito Democratico, è quello che ci aveva Repubblica, è quello che poi ha fondato un altro giornale. Cioè è un sistema per cui gli industriali e il politico coincidono, in varie forme, ma coincidono. Allora come si fa a parlare ancora di informazione? Ancora una volta, il modello, il prototipo, ma se vuoi lo ha fornito Berlusconi, però da lì poi non c'è più stata un ripensamento, c'è stato un potenziamento. Ecco, per cui cosa. Politica e industria coincidono, e l'informazione dove sta? Che fine fa? L'ultima cosa, Max, in questo quadro adesso arriva l'intelligenza artificiale, che non riguarda solo il giornalismo, riguarda tanti altri ambiti, però a me sembra, non so come la vedi tu, e su questo direi chiudiamo perché abbiamo fatto una panoramica, credo e spero stimolante per chi ci sta seguendo. In questo quadro come si inserisce secondo te l'intelligenza artificiale nel mondo giornalistico? Per me è proprio la quadratura di tutti questi cerchi che tu hai messo lì. Cioè questa intelligenza artificiale sarà la manna per il potere. Sì, perché primo fa risparmiare, cioè caccia i giornalisti, ma non è solo questo, non è solo un fatto di utile e di risparmio, è che chiaramente dietro tutte queste intelligenze artificiali, gli algoritmi, c'è sempre l'umano, e c'è sempre l'umano che viene orientato, c'è sempre il potere. Adesso, senza scomodare Foucault, però insomma c'è sempre il potere. Questa cosa che è sempre colpa dell'algoritmo, basta anche, non regge. No? Io sto leggendo in questi giorni proprio l'ultimo libro di Federico Rampini, Grazie Occidente. Sì. Rampini è uno
di sinistra che sta cercando anche una dolorosa in parte outing, ripensamento, cioè lui dice: io mi sono formato nei giovani comunisti di Berlinguer, sono una persona che ha una storia, non la rinnego, sono una persona, resto un progressista in Italia come in America, però faccio ammenda di certe cose e oggi difendo l'Occidente e difendo l'economia di mercato, che comunque è sempre meglio di un approccio dirigista, no? Io sulla buona fede di Rampini non ho dubbi, però in questo libro c'è un esperimento molto interessante, c'è un capitolo che è totalmente fatto scrivere non da lui lo dice, ma dall'intelligenza artificiale. È illeggibile, è pieno, sembra di leggere Wikipedia, ma è pieno di dati, di circostanze, di fonti, questa mania sempre le fonti, che poi le fonti cosa vuol dire? Le fonti possono essere oggettive, ma le fonti per lo più sono anche quelle sempre orientate. Se quando tu mi dici il vaccino fa bene, la fonte è l'OMS, dai su. Quindi ecco, è per fortuna che c'è un capitolo solo, ma è un linguaggio totalmente sclerotico, totalmente anodino, frigido, è illeggibile. Io l'ho saltato quel capitolo lì dopo un po', perché diventavo deficiente, più di quello che non sia già. Era un leggere meccanico, una scrittura meccanica. Evidentemente, già adesso si fa questo, già adesso. Evidentemente si vuole questo. E io non credo che... Poi sai, c'è quella vecchia legge, no? Per cui la moneta cattiva scaccia sempre quella buona. Scaccia quella buona. Io non credo che l'intelligenza artificiale migliorerà, farà dei passi sempre avanti sul fronte dell'esposizione, però io non credo che più che tanto l'intelligenza artificiale potrà imparare a narrare. E se tu, da giornalista, non sei un narratore, se tu non sei uno che sa prendere chi lo legge e portarlo con sé in una borgata, in un vagone, a uno sportello, dove cazzo vuoi, dove c'è la vita, quello non è più giornalismo. Allora c'è da sperare che questa fiammella di vita riesca a rimanere accesa e a far nascere un giornalismo vero, nuovo. No. Guarda, ci credo poco. Tu prima dicevi che in questi 2 pezzi io ho condensato molto, sono brevi. Io sto lavorando tantissimo sullo stile, più invecchio, è un po' come i jazzisti, che più invecchiano più cercano la blue note, la nota buona, e tolgono tutte le altre. Il linguaggio è la stessa roba. Da giovane vuoi dire tutto, sei prolisso, poi invecchi e capisci che informare, narrare non vuol dire tutto, vuol dire dare degli spunti che poi uno si metabolizza, si elabora. Io cerco di dire sempre più cose, magari non ci riesco, però il mio tentativo, ed è faticoso, è quello di usare un linguaggio da una parte essenziale, però dall'altra che non perda la sua capacità evocativa. Cioè io cerco di fare in modo che il mio linguaggio sia anche una, consentimelo, ve lo dico nella maniera più umile possibile, però una forma d'arte piccolina. Se manca questo, se affidi tutto questo all'intelligenza artificiale, che ci resta? Di che stiamo a parlare? L'intelligenza artificiale ce l'abbiamo già, è quella dei rapper, è quella dei trapper, dei ritmi, tututun, dei muggiti e basta. Ma quello non sarà mai musica. Allora Max, io ti ringrazio Max Del Papa, ricordo a tutti il faro di Max Del Papa, appunto atelvista.org, sostenetelo oltre che leggerlo. Grazie. Che non Max. fa male. Grazie davvero. A te per l'invito e a chi ci ascolterà. Ci sentiamo presto. Auto da Fè. Sicuramente. Avete ascoltato Auto da Fè.